Questa mattina la sveglia ha suonato presto. Non voglio far tardi all'appuntamento con Lorenzo al centro ippico di Soave. Mentre mi avvicino alla provincia di Verona, ripenso alle immagini di ieri. I castelli di Giulietta e Romeo, i cunicoli sotterranei delle Priare, le magnifiche statue dei giardini di Villa Trissino e soprattutto la bellissima serata trascorsa al ristorante con le mie amiche. Questo viaggio nella Pedemontana Veneta si sta rivelando molto interessante e piacevole. La strada che dai Colli Vicentini porta a Soave si snoda fra boschi e vigneti, immersa in una quiete quasi surreale. Ecco il castello, dovrei essere quasi arrivata. I cavalli sono animali meravigliosi, intelligenti e sensibili, e anche un po' timidi. Per Lorenzo sono come dei figli, li cura e li accudisce con amore, li accarezza, li bacia e vuole che anch'io faccia altrettanto prima di montare in sella. Lorenzo è un ex consulente commerciale che da alcuni anni ha deciso di vivere sulle colline di Soave. Ha aperto un centro ippico ed organizza passeggiate a cavallo fra i vigneti e nei boschi. Mi confida che la qualità della sua vita è decisamente migliorata e non faccio fatica a credergli. Ed ora in sella! Beh, non sono propriamente una amazzone, ma con qualche consiglio giusto e un po' di allenamento posso migliorare. Soave è una cittadina medievale interamente circondata da mura merlate e sovrastata da un castello la cui costruzione risale a oltre 1000 anni fa. La sua austera porta d'ingresso, nei periodi della vendemmia, viene ornata con grappoli di uva dorata, il prezioso tesoro di questa terra. Il centro storico mostra tracce evidenti del dominio veneziano ed è tutto un susseguirsi di scorci suggestivi, di chiese e palazzi nobiliari che nei secoli hanno abbellito le vie. Le colline che la circondano sono dolci come le onde del mare che un tempo le ricopriva e sono state disegnate da un'eruzione vulcanica che ha contribuito a rendere fertile il sottosuolo. Il particolare microclima e l'antica cultura degli abitanti di questa zona hanno fatto il resto. Soave è una delle più importanti realtà vitivinicole d'Italia ed i suoi vini sono presenti sulle tavole di tutto il mondo. I vigneti ed i boschi che circondano Soave sono costellati da ville, antichi casolari e aziende vinicole, nelle quali è possibile degustare ottimi vini, magari accompagnandoli ai piatti tipici locali. Un reticolo di strade e sentieri immersi nella quiete e tranquillità più assolute dà la possibilità di scoprire stupendi panorami e angoli di paradiso. Una visita ad una cantina è un'esperienza da non mancare. Gli attrezzi del passato mi ricordano che anche le tecniche più moderne sono frutto di una evoluzione che affonda le proprie radici nella tradizione. Assaporare il vino nei locali dove matura, riposa e si affina è il modo migliore per conoscerne le caratteristiche e coglierne le sfumature più intime. Le colline della Pedemontana veronese sono particolarmente amate dai turisti del nord Europa ed oltreoceano. La strategica vicinanza con la città di Verona e con il lago di Garda le rende ancor più interessanti. Sono quasi arrivata alla fine del mio viaggio. Domani mi aspettano la Valle di Lasi e la Valpolicella, ovvero la Valle delle Molte Cantine, il limite occidentale della Pedemontana Veneta.